Italian Slow Tour, finalmente un viaggio in Italia. Grazie. Vada. Cioè? Vai, perché c'è una cosa molto importante che devo raccontare di questo viaggio. Prego. Allora, ascoltatemi bene. In Italia ci sono delle cose che noi non conosciamo o alle quali noi non diamo il valore che dovrebbe essere dato. E questo viaggio nel Tirreno, fra l'Elba e Populonia, ci rivelerà delle cose incredibili, perché in questa zona e anche più giù, tutta la Toscana, il Lazio, ci sono cose incredibili che potrebbero essere sulle Ande, invece sono qui, a casa nostra, e allora noi le dobbiamo rivalutare. Questa storia incredibile è una storia che è legata a popolazioni anche pre-etrusche che hanno abitato questi luoghi. E quindi l'Elba, dove c'era il ferro, la cosa importante che cercavano i famosi argonauti, una storia antica. E poi Populonia, dove al museo... Al museo si mangia, sì, in quel museo lì si mangia anche, come gli etruschi. È vero. E questo è interessante. Italia Slow Tour. Ebbene sì, bianco come la neve, cominciamo questa avventura. Comunque stiamo partendo da Portoferraio, posto dove già sono venuta e posto dove già ho visto tante cose, ho imparato tante cose. Questo era il luogo che forse gli argonauti stavano cercando, perché questa era Italia, il luogo dove c'erano i fuochi che servivano per sciogliere il ferro. Era l'isola del ferro, l'isola dei metalli. Che fossero questi metalli il vero vello d'oro? Stiamo uscendo dal porto di Portoferraio, guarda che bellezza. Fammi godere questo panorama, questi palazzi storici, questo spessore che ha quest'isola dove è successo di tutto, anche un po' più recentemente rispetto al periodo degli Argonauti. Ma l'Elba non è solo il luogo in cui i mitici Argonauti sono sbarcati in cerca di metalli, ma l'Elba non è mica solo Etruschi. Successivamente fu sfruttata e colonizzata anche dai Romani, poi ci sono stati i Medici, poi c'è stato anche Napoleone in esilio nel 1814. Ci è rimasto meno di un anno, ma ha lasciato il segno. Ha fatto costruire un paio di ville, Villa dei Mulini e più in là Villa San Martino. Insomma, l'Elba è un'isola piena di storia. Laggiù abbiamo la spiaggia delle Ghiaie, poi abbiamo Capobianco e tutta la spiaggia bianca che si vede dopo è quella di Sansone. E invece sullo sfondo davanti alla nostra prua c'è Capoenfola. Parla come una cartina stampata. Bravo! Grazie. Mattia, bello e bravo. Ecco chi interpreterà Giasone. È un Giasone perfetto. La storia degli Argonauti è la storia di grandi navigatori che navigano per tutto il Mediterraneo avanti e indietro alla ricerca del vello d'oro, ma non solo, alla ricerca di avventure con la nave Argo. Una nave incredibile, meravigliosa, che li porta in giro, come noi su Adriatica. Ma chi può fare gli Argonauti? In questa tappa l'equipaggio è composto da Guido di Palermo, appassionato di vela, che nella vita si occupa di finanza. Poi c'è Stefano, in arte Mataro da Vergato, artista. Lara, casalinga e mamma di 2 bellissimi bambini. Filippo, esperto di logistica. E poi oltre a Zoe, nostra figlia, c'è anche la mia amica Lorella, scenografa. Siamo un equipaggio, anzi una troupe, e abbiamo una missione: raccontare l'impresa degli Argonauti, i mitici antesignani dei popoli del mare, di cui fecero parte i Tirreni, cioè gli Etruschi. Adesso partiamo per il centro. Ma sì, perché alla nostra ricostruzione manca un pezzo fondamentale: lo sbarco degli Argonauti proprio qui, all'Elba, sulla spiaggia delle Ghiaie, dove, secondo la leggenda, lasciarono anche una traccia del loro passaggio. La spiaggia non è propriamente deserta, è perché è la spiaggia proprio di Portoferraio, però c'è un punto dove possiamo metterci. E abbiamo anche un teatro dove poterci trasformare. Is everybody ready? Because this is a song you probably know. It's skippity-bop,
Ma non va! Atalanta è pallidina e Giasone ha una bronzatura da muratore. Beh, potrei truccarli con del lucido da scarpe. No, meglio cospargerli con la terra rossa del campo da tennis. Che Giasone, ragazzi! Oh, cavolo! Allora siamo pronti! Il mese bagnante? Vai con la ricostruzione storica. Qual era pure la storia degli Argonauti? Giasone, che era il capo della spedizione, si era presentato con un sandalo solo a Peglia, il re, fratello di suo padre, che gli aveva usurpato il trono. Il re, però, era stato avvertito da un indovino che un giovane con un sandalo solo sarebbe stato alla sua rovina. Così, per farlo morire, lo spedì a fare l'impresa più difficile che si potesse concepire: la conquista del Vello d'Oro. Giasone ci pensò su, ma poi decise di partire coi suoi compagni di avventura, fra i quali c'era Atalanta, la donna più veloce del mondo, e i Dioscuri, Castore e Polluce. Assieme ad altri guerrieri partirono per un viaggio che li portò in lungo e largo per il mare Mediterraneo. Così iniziò il loro peregrinare per i paesi che vennero toccati dalla loro barca, Argo, che aveva anche una polena parlante. Ma gli Argonauti, dopo tanti sforzi e tante avventure, avrebbero rinunciato all'impresa se tra essi non ci fosse stato Orfeo, il grande cantore, che nei momenti di sconforto li allietava coi suoi dolci canti. O songes fainu medenolo solo pru rosoligon estitos. Giasone, però, coi suoi Argonauti, era arrivato alla meta, alla Colchide, ma lì seppe che per ottenere il suo scopo avrebbe dovuto sconfiggere un drago che era a guardia del Vello d'Oro. Sconsolato, si sedette sotto un albero e avrebbe rinunciato alla sua impresa se la giovane figlia del re del posto, Medea, non avesse deciso di aiutarlo. Medea, consigliata da Amore, figlio di Venere, se n'era invaghita. Medea, poi, con le sue arti magiche, si sarebbe in futuro trasformata in una vecchia maga e si rivelò un'alleata fondamentale. Ma cosa ha fatto Medea e cosa c'entra con l'Elba? Giasone, fra le tante peripezie che lo portarono in giro per il Mediterraneo, sbarcò qui, sulla spiaggia delle Ghiaie, all'isola d'Elba. Gli Argonauti attraccarono la loro nave Argo vicino alla costa. Esplorarono una terra sconosciuta e inospitale. Ma esausti e scoraggiati per la ricerca del Vello d'Oro, si accasciarono sulla spiaggia. E sui ciottoli bianchi caddero le gocce del loro sudore, della loro fatica. E questi ciottoli rimangono ancora segnati dal loro passaggio. Dietro ogni leggenda, dietro ogni mito, a ogni favola c'è qualcosa di vero. Queste sono le lacrime degli Argonauti. Il fatto che loro venissero qui e che buttassero su questa spiaggia le loro lacrime, il loro sudore, che cos'altro è se non il fatto che il sudore, le lacrime, sono la fatica di estrarre i minerali dalla terra. Dopo il mito degli Argonauti si passa alla realtà storica. Qui, sulla spiaggia degli Argonauti, questi segni neri sui sassi sono il segno che qui si estraeva il ferro. E qui abbiamo un etrusco.
Questo qui è il Pileo, l'emblema dei fabbri etruschi. Me lo metti? Sì. Siamo gli etruschi. Sì. Praticamente tu, Gino Brambilla, Sì, piacere, sì, detto mio. anche L'arte Petrus. l'Art Petrus, Petrus. cioè Etrusco. nella sua funzione di fabbro etrusco. Ebbene, tu praticamente fai dell'archeologia sperimentale, nel senso che ti poni il problema di come gli etruschi potevano fare veramente a fare i forni, a fondere il ferro, eccetera. E siamo riusciti a capirlo veramente. Dovevano raggiungere i 1300 gradi. Nei forni di fonditura sparsi per tutta l'Elba e sfruttando il legno abbondante delle sue foreste, gli Etruschi fondevano il ferro estratto dalle miniere. Gli Etruschi non solo estraevano il ferro, non solo commerciavano il ferro, ma alla fine hanno loro scoperto l'acciaio. Sicuro, trasformando il ferro d'acciaio che è stata poi, grazie agli Etruschi, la potenza romana che si è allargata in tutto il Mediterraneo. E l'uso del ferro ha dato la spinta a tutto lo sviluppo tecnologico della storia che conosciamo. Ma furono i mitici argonauti, avanguardia dei popoli del mare, a scoprirlo proprio qui, in questa isola unica nel suo genere che è l'Elba. Adesso ci prepariamo a issare la randa perché ci sarà abbastanza mare, così la barca starà molto più stabile e navighiamo meglio. Adriatica, con la sua ciurma di velisti per caso e di argonauti per gioco, risale verso nord-ovest. Andiamo verso Piombino, nel golfo di Baratti, a Populonia. Balleremo un pochino, laggiù si vede già che c'è mare. I nostri moderni argonauti su Adriatica hanno un po' di problemi. Tenendo la barca, vedi? Siamo saliti tutti in coperta perché sotto è un disastro. Riesce a dormire solo Patrizio che solitamente per il mal di mare sviene. Lascamelo bene. Ma a parte Guido che ha esperienza di barca, gli altri stanno tutti male. Adesso mi metto giù perché sento un certo venire su. Sai che fa rima, no? Qui gli argonauti stanno sempre peggio. È il momento di cantare. Facciamo un concorso, un festival, la canzone marinara. Finché la barca va. Lasciala andare, finché la barca va. Non remare. Tremare o remare? Remare. Un grillo disse il giorno alla sai formica, ma il pane per l'inverno tu ce l'hai, allora perché protesti per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Perché bisogna dirlo col piglio della Berti, che la Berti aveva questo piglio, no? Un po' garibaldina lei. Mataro riesce a farci dimenticare il mal di mare come Orfeo degli argonauti. Terra, terra va a bordo. Ma storicamente Piombino per noi, che siamo sulle tracce dei popoli del mare e degli Etruschi, è una tappa irrinunciabile. Ma perché Piombino è una tappa irrinunciabile? Ce lo spiega un'archeologa che ne ha scritto la storia, Giulia Pettena. Buongiorno, è una ricercatrice, un'archeologa e ha scritto un libro proprio sulla navigazione degli Etruschi, perché si parla sempre degli Etruschi come un popolo di terra, un popolo che dovrebbe vivere insomma di coltivazione eccetera, ma non è vero, se erano dei grandi commercianti, se erano dei grandi trasportatori di metalli, dovevano farlo per mare, anche perché gli spostamenti nell'antichità erano molto più facili per mare utilizzando le vie d'acqua. Esistevano faggi con tronchi alti 30 metri che i tirreni, così i greci chiamavano gli etruschi, utilizzavano per la chiglia delle loro navi. Per cui se una chiglia era di 30 metri sicuramente la nave li superava grandemente. Infatti sappiamo che probabilmente vi erano delle navi da carico con due alberi che potevano raggiungere anche i 35-40 metri. e dove si portavano addirittura animali, quindi probabilmente la famosa mucca chianina. Bella, 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 con un nasone grande, grande, grande. Ma chi sei te? Da dove vieni? Da dove vengono le mucche? È un mistero. Il mistero è stato svelato con l'analisi del DNA. Queste mucche arrivarono nella tarda età del bronzo, qui in Toscana, dal Medio Oriente, cioè dalla parte orientale della Turchia. In che modo? Non via terra, non c'è traccia infatti del loro passaggio via terra, ma via mare, sulle barche. Ho capito, questo significa che anche gli Etruschi venivano dall'Anatolia. Ma adesso torna in te, cioè torna qui e ora. Stiamo entrando al museo archeologico di Populonia. Da qui si vede il mare. Il golfo di Baratti non è un golfo, è un lago.
È un posto meraviglioso, gli Etruschi non erano scemi per niente e scelgono un posto estremamente riparato per poter svolgere le loro attività, soprattutto marine. Siamo qui per rivalutare la capacità degli Etruschi di navigare. E allora andiamo a vedere una nave etrusca? Naturalmente le navi non si possono trovare, ma possiamo ricostruirle tramite le immagini che troviamo sui vasi e negli affreschi. In alcune situazioni precise. La tomba dei pescatori a Tarquinia, il piatto ceretano con la scena del combattimento con la balena, il vaso di Tarquinia, dove è rappresentata una teoria di navi da carico. Così, qui a Populonia hanno ipotizzato come poteva essere una nave etrusca. Praticamente avevamo una lunga chiglia, appunto anche 33 metri, e la prua rostrata con l'occhio di Horus. L'occhio apotropaico, che poi sarebbe una bella idea per le navi anche di oggi. Una poppa invece fatta con un punto, con il ponte per il timoniere. Tu ti stai entusiasmando, ma invece qui la comitiva è stravolta. Perché? Perché c'è stato un problema di natura farmacologica. È vero. Cioè, visto che il mare era grosso, hanno preso le pillole contro il mal di mare. Le pillole contro il mal di mare hanno un effetto, è quello di... Sì, soporifero. Però siete nelle condizioni migliori per immaginare di essere al tempo degli Etruschi. Cioè, in questo dormiveglia tutto è possibile, anche, come dire, le suggestioni più strane. Penso proprio di sì. E qui è... Fermo, non ci riesco. La pillola contro il mal di mare è stata più forte. Ma dal delirio farmacologico nasce un miraggio. Una antica etrusca che ci racconta come doveva presentarsi l'Acropoli ai navigatori che sbarcavano da queste parti. Questa è la strada sacra, definita così perché non ha l'usura dei carri che la dovevano percorrere, quindi serviva solo di pellegrinaggio e da qui proprio partiva da dove ci sono i templi ed arrivava sempre a un altro edificio importante di culto. Ma questi che cos'erano esattamente? Questi sono dei blocchi di calcarenite che rivestivano anticamente questi templi, perché venivano dalle cave che ci sono proprio qua vicino, che ovviamente questi sono stati depredati in epoca medievale per fare la rocca. C'è sempre così anche nella vecchia Etruria. Pensare che questi templi avevano statue, metope, decorazioni e bassorilievi di ceramica ed erano completamente colorati con colori sgargianti. Sarebbe stato interessante immaginare, anche vedere dal mare come dovevano essere questi templi colorati. Poi arrivavi, non è che arrivavi da grandi civiltà, arrivavi da un viaggio in mare. Ma cosa dici? No, ho sbagliato. Non arrivavi da grandi civiltà. No, se volevo dire quello che arrivava in barca. Ma arrivavi dall'Egitto, ma arrivavi dall'Asia in generale. Forse arrivavano anche da più lontano e qui trovavano la testimonianza di origini comuni. Avevi il tuo tempio a Ercole, il dio più nordico che c'è. Guarda caso. Anch'io ho il mal di testa per l'emozione. Ho trovato quello che cercavo, mura megalitiche, le tracce inequivocabili dei popoli del mare. Qui a Populonia troviamo delle strutture di mura megalitiche e un arco come questo che sicuramente assomiglia moltissimo a quelli micenei, ancora una volta ai portali sardi dei nuraghe. Dalla Sardegna alla Grecia fino a Troia ho visto e documentato misteriose mura poligonali megalitiche esattamente uguali a queste, testimonianza di un popolo di navigatori che hanno distribuito le loro roccaforti lungo le coste del Mediterraneo. Queste mura sono state trovate da poco, scavando appunto
solo 6 metri, ma ce ne sarebbero ancora di più. Anche Marta Coccoluto, l'archeologo del museo, lo conferma. Queste mura quindi le avete scoperte da poco alla fine? Sì, ma abbiamo visto che appunto tutta la città, l'acropoli di Populonia è costruita su dei terrazzamenti con queste poderosissime mura, grandissimi blocchi ben squadrati o in opera semipoligonale che appunto terrazzavano tutta la collina fino a su proprio per permettere di costruire queste terrazze artificiali. Quindi sono la testimonianza di un popolo più antico degli Etruschi. In queste mura c'è puzza di Pelagi. Pazzesco, perché veramente le abbiamo incontrate lungo il Mediterraneo, in ogni luogo dove poteva essere interessante l'aspetto della navigazione. Perché il mare ha sempre costituito il rapporto con gli altri popoli, quasi un territorio che non si percorre a piedi, non si percorre con i carri, ma si percorre con le navi. Come si affronta una salita? Con calma. No, è vero. Via dell'Acropoli, capanne etrusche, lo so che vi sto trascinando su per una montagna, dopo che vi siete svegliati alle 6 di mattina, avete sopportato il mal di mare. Lo so. Ce la facciamo, piano. Ma bisogna assolutamente arrivare in cima all'Acropoli di Populonia. Le mura megalitiche arrivano fino qua, quindi c'è da supporre che tutta questa muraglia circondasse tutta la montagna. E poi il paesaggio ci fa vedere che da qui si poteva dominare cioè una riserva infinita di minerale. Eccola là, l'Elba. Qui al Museo Etrusco di Populonia si imparano un sacco di cose. Per esempio, etimologicamente il termine pelasgi deriva da pelargi. Zoe, hai sentito? Interessante questa cosa semantica. I pelasgi, i pelargi, perché avevano appunto queste vele bianche molto grandi, ma allora avrebbero potuto anche essere i pelarghi, gente larga. Ridi! Ma la storia dei Pelagi sta anche nel loro nome, Pelago, da cui impelagarsi. Infatti per i loro insediamenti e i loro porti privilegiavano i terreni paludosi, ricchi di pesce e selvaggina. Intanto che tu ti sei impelagata nei tuoi misteri, io mi diverto con Francesco ed Alida, le guide del Parco Archeologico Sperimentale. Comunque siete bellissimi. Grazie. Siete filologicamente perfetti. Questo è un benvenuto etrusco. E perfettamente etrusca è anche questa capanna, ricostruita con pareti di legno, paglia e malta. Poi c'è la ricostruzione della scrittura etrusca. Qui sulla cera loro incidevano, per esempio ecco, gli scrive il mio nome, etrusco. Perché lo scrivi da destra a sinistra? Perché gli etruschi scrivono da destra verso sinistra. E i visitatori possono provare anche a lavorare la lana come facevano gli etruschi. Per filare la lana anticamente veniva utilizzato il fiore secco del cardo selvatico. L'archeologia sperimentale è riprodurre le stesse tecniche e tecnologie degli etruschi al giorno d'oggi. Certo. L'obiettivo è quello di divertirvi come i matti? Parecchio. E dopo? Divulgare, cioè insegnare ai bambini e conservare le proprie radici e soprattutto ricostruire la storia là dove non c'è stata tramandata scritta. Solo attraverso la sperimentazione si può risalire che cosa è successo, dato che non l'abbiamo trovato scritto. E ora si può continuare ancora più motivati la visita qui alla necropoli di San Cerbone, dove ci sono meravigliose tombe a tumulo risalenti al VII secolo a.C., una costruzione circolare con un'entrata unica che porta alla camera interna. Bellissimo. La copertura qui è stata ricostruita, ma rappresenta fedelmente l'originale. La tomba di Pantelleria. È vero. E poi la tomba di Atreo a Micene. Sì. E poi in Uraghe. Ti piace questa idea un po' sciamanica di sepoltura? Questo soffitto a spirale quasi, no? Questo fatto di stabilità della pianta quadrata e poi del soffitto che era tondo come il cielo, questo mi piace moltissimo. Ma questa tomba è anche un orologio solare. La domanda mia è questa: cosa succedeva qui, solstizi, equinozi, eccetera? C'è un qualche riferimento
rispetto a questa entrata della luce in questo luogo? L'ingresso della luce all'interno della camera era fondamentale, quindi indicava la rinascita, il passaggio nell'aldilà. E infatti la rinascita avviene al solstizio, quando la luce del sole entra dalla porta attraverso il corridoio e arriva a illuminare la parete di fondo. Questo succede in molti monumenti dell'antichità, ma c'è un luogo che sembra uguale a questo, ma più grande, ed è... Quale altro posto? Newgrange. Newgrange, esatto. Però a Newgrange stiamo parlando Del 3000 a.C. E stiamo parlando di dove? È dell'Irlanda. Quindi? Quindi cosa? Fammi capire. Allora, non lo sapevo, Newgrange per me non so neanche cosa sia. Cos'è? Una cosa in Irlanda? Sì. È un tumulo in Irlanda, piuttosto vicino a Dublino, risalente appunto circa al 3000 a.C., è appunto un orologio solare, come diceva Siusi, perché è orientato in modo che in determinati giorni dell'anno, come il solstizio, la luce andava a penetrare attraverso un corridoio lunghissimo e a colpire una pietra decorata con spirali, quindi il simbolo solare. Se in un luogo c'è qualcosa di più grande, di più preciso, di più importante, di più significativo, sarà ben più vecchio, e sarà più originale di tutto il resto. Propende per il nord. Io propendo per un'origine di questi famosi Pelasgi, di questi famosi Etruschi, nordica. Molto remota. Molto remota e nordica. Comunque possono essere stati gli Etruschi, rimangono sempre il mio popolo preferito e non c'è niente da fare.